Oggi realizzeremo una ricetta facilissima da preparare, ovvero del pesto alle melenzane. Quindi rimanete con me che iniziamo subito. Benvenuti e bentornati su Pronto e Servito, il mio canale amatoriale di cucina dove potete trovare tante ricette facili e veloci. Andiamo a vedere quello che ci occorrerà per realizzare questo pesto alle melenzane. Per realizzare il nostro pesto di melenzane ci occorreranno circa 1 kg di melenzane, 25 g di grana padano, 50 g di olio extravergine di oliva, 40 g di mandorle pelate, uno spicchio d'aglio, un po' di scorza di limone, menta quanto basta, sale e pepe quanto basta. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che se non siete iscritti al canale potete farlo adesso, a voi non costa nulla, a me aiuta molto. Inoltre vi ricordo di lasciare un like e condividere questo video con i vostri amici. E adesso possiamo iniziare. La prima cosa che dobbiamo fare è cuocere al forno le melenzane intere. Io le cuocerò nella friggitrice ad aria. Le farò cuocere a 200 gradi per circa 35 minuti, ma di tanto in tanto date un'occhiata. Bene, dopo aver cotto e fatto raffreddare un po' le nostre melenzane, le tagliamo e poi, servendoci di un cucchiaio, togliamo la polpa. Le apriamo a metà. Raschiamo la polpa e la inseriamo all'interno di un setaccio, in modo che i liquidi di vegetazione colino via. Diamo anche una strizzata per agevolare la fuoriuscita dell'acqua di vegetazione. E incominciamo ad inserire la polpa della melenzana all'interno di un frullatore. Bene, a questo punto aggiungiamo anche l'olio, le mandorle, uno spicchio d'aglio, un po' di grana e per finire un po' di scorza di limone. E incominciamo a frullare. Il pesto dovrà avere questa consistenza. E adesso possiamo mettere a bollire la pasta. Nel frattempo che la pasta cuoce, mettiamo il pesto in una padella. E aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura. E inoltre aggiustiamo di sale. Mettiamo un po' di pepe. E a fiamma bassissima iniziamo a mescolare. Quando la nostra pasta sarà pronta la facciamo saltare gli ultimi minuti in padella. Per finire aggiungiamo un po' di menta tritata e diamo un'ultima mescolata. E adesso possiamo impiattare. E adesso le nostre tagliatelle con il pesto di melenzane sono pronte per essere gustate.
anche questo è pronto e servito. Noi ci vediamo come sempre alla prossima ricetta. Ciao! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se il video è stato di tuo gradimento, mi raccomando, ricordati di lasciarmi un like e prendi in considerazione l'idea di iscriverti al canale per non perderti le altre mie ricette. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!